se ne dice una parola. Sì, prego. Voi siete una capa giovane, ma potete capire. Allora, stanno dicendo che io sono primo manai, perché all'epoca non era anche difficile chiappare un questione che l'avete capito? Mica era come a mo' che sta per dire zuccolari. Guardate sposò. Non si distragga, forza. Programmate di andare avanti. Sapete che sembra alla vanale che ho presente, ecco. Allora, voi siete giovani, potete pure capire. Allora, appena il Harry Gucci come si dice, cioè di agente police, no? E allora subito hanno fatto passanare e ce ne salimmo nella casarella che io tenevo, perché poi mamma la gestiva, papà stava a guerra, mamma di notte doveva andare a lavorare. Leggendo qui. Scusate. Non mi tocca a mamma! Perché se no io mi faccio brutto! Signora Cataruzza, vuoi No, perché io non dice le cose. la nostra ospite? Ma io mi tocca a mamma! Avanti, Se a te mi tocca a mamma, mi tocca a Signora me! Cataruzza, i tempi. Chi? Chi è? Dobbiamo rispettare i tempi. Facciamo parlare la nostra chiave. Allora, io penso che se lei dicesse che allora deve entrare in un contesto tale da poter capire che l'inseminazione artificiale è difficile, e questo è il problema. Proprio qui c'era scritto, io l'ho letto. Sì. No, ma che la assolutamente, ne può più, scrivimi! No! Una cosa, facciamo una cosa. Interroghiamo il nostro... Che l'ha capito cacchiniere la tabella, no! Don Andrea sicuramente saprà darci un consiglio. Una persona santa, allora Don Andrea, voi dovete sapere, no? Da funne la caramella, peccato. Sapete che questa mente bascia. Guarda, ma sempre così in televisione faccio tutto calcolato. Allora, vedete, Don Andrea, noi consumiamo, però lui partì e non ci siamo più sposati, cioè non ci siamo più visti. Ma non so se dopo tanto tempo a queste ricucce della speranza io lo devo cercare, perché io sono rimasta vedova. Lui non lo so, cioè è bene che io venga qua, non lo so, perché poi magari mi sente pure i difetti, si è sposato, nei figli, dei miei nipoti. Capito? Preghiamo il Signore, unica salvezza dell'anima nostra, ma soprattutto dell'anima mia. Amen. Anime chi te vive, ma questi mi stanno vendendo un... No! Ma adesso c'è la nostra psicologa. Ah, una capa buona. Ma sicuramente. Allora, senti, psicologa, allora, come siete voi capite le cape? Secondo voi è buono che vada a scomodare il cupiere che dopo tanto tempo? Allora, bisognerebbe capire, citando Platone, che poi in realtà Seneca non lo sa, ma un dramma così ha uno sfondo che va ad intaccare proprio, insomma, quello che la nostra Cataruzza va ad intaccare. Io penso che i genitori abbiano lesionato il suo percorso. Bisognerebbe chiedere aiuto a Freud, Pasolini e Topolino. Anche la mano. Va bene, passiamo ad Aldo, il fan di Milva che tiene i dischi della... I dischi di Milva, Sì, ma non sentiva qui, ma mi sa che si sono fatto mettere no? Signora Cataruzza! Allora, sentite, Aldo fan di Milva che tiene i dischi della Milva. In casa, In casa, sì. Io volevo dire, praticamente, no? Io devo fare questo video messaggio per il ricuccio, voi che sentite le canzoni, il calzaccio di Ciazzecchi, ma c'è stato. Ecco, volevo sapere se c'è un congiungimento, ecco, se è giusto che lo cerchi dopo tanti anni, per vedere almeno se possiamo nascondere un'infanzia